Vedo dei bambini di 9 anni che bestemmiano di là, di qua. Cioè, come si faccia da un lato a far parte, quando ascolti l'hip hop, è una cosa di cui entri a far parte, non è come ascoltare il pop, è una roba diversa. E a entrare in questo mondo e a mantenere dei pregiudizi razziali, per dire, da un certo punto di vista. Io a volte leggo commenti e dico, ma proprio cambia, non hai capito niente. Incredibile, ho capito che non è- intendi. cazzo, Sì, non sì, è sì, È una sì. cultura, nel senso. Pure io ogni tanto che butto l'occhio la Sì. noto sta roba ed è È incredibile. incredibile, cazzo. Al giorno d'oggi si è molto sdoganato la maleducazione. Sì, Madonna. tantissimo. Cioè io pure quando prima ero, mo ne ho 23 anni, quando avevo 9 anni, era tipo un sacrilegio dire vicino a qualcuno un qualcosa di brutto, che sia razzista, che sia... Sì, no, certo. no. che non so, gli omosessuali, esempio, Sì, capito? sì, sì. Nel senso era una roba... Mo vedo che è molto... tipo pure il bestemmiare, no? Sì, sì, sì. È sdoganato Cazzo, Adesso quasi. vedo dei sì, bambini sì. di 9 anni che bestemmiano di là, di qua. Che poi Cazzo. è quello è uno, poi c'è quella cosa per Cioè, cui benissimo il black humor, però ma pure con portatori di handicap. Oh, ma raga, questo è il Assurdo. bullismo, È cioè assurdo. impegnatevi. Fuori di C'è un testa, ho livello. capito, poi a un certo punto poi faccio io un brano e c'è il politicamente corretto. Cioè, e poi, però nel brano non lo Capito. puoi dire, No, nel no, brano non lo puoi dire, nei È così. commenti una merda, nel Esatto. brano non puoi dire. Per me è così. Questo parlava un po' di egoismo prima.